Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornato dopo un po' di tempo qui con noi il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, grazie di essere qui con noi. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, come promesso parleremo della situazione turistica, è un argomento che comunque ci riporta al passato ponte così pasquale, ci proietta in avanti perché avremo ancora giornate, speriamo anche di bel tempo tra l'altro, che ci danno delle ottime opportunità, ma sarà anche l'occasione per fare delle valutazioni, su bilanci, insomma. È passato il Natale, c'è stato il periodo del Carnevale, Venezia è sempre, e l'area veneziana del litorale è sempre al centro dell'attenzione, a volte con polemiche fondate o meno, cercheremo di capirlo meglio direttamente da chi segue passo passo le vicende, anziché mutuarle dai giornali che a volte così le montano un po' eccessivamente senza alcun fondamento, e poi capendo anche da chi vive la realtà, perché i veneziani vedono in un modo, giustamente i residenti, i turisti in un altro, cosa sta succedendo. E allora, cosa è successo, cosa sta succedendo? Perché ogni giorno poi nei quotidiani si menziona la realtà veneziana. I nostri quotidiani stupendi peraltro, gestiti ottimamente, però focalizzano in questi giorni uno degli aspetti del turismo, uno degli aspetti più deteriori del turismo, e cioè alcuni pochi cialtroni che si sono comportati in maniera indecorosa. Però il problema è che rischiamo di essere un po' provinciali se guardiamo solo Venezia, perché questi fatti sgradevoli, i ragazzi che si riprendono nudi per la strada e via dicendo, sono episodi che succedono a Londra, a Parigi, a New York. Purtroppo l'educazione generale è un po' mancante, e devo dire la verità che non è solo a Venezia che accadono questi episodi, per cui focalizzare solo su questi episodi il turismo pasquale mi è parso un po' riduttivo. In realtà Venezia ha una quindicina di hotel a 5 stelle lusso, ha una sessantina di hotel a 4 stelle, erano pieni, c'erano di turisti meravigliosi, di persone che hanno voluto vedere la città. Certo, la città era piena, ma chiaro, è Pasqua, Venezia è una destinazione turistica, meno male che era piena, sarebbe ben grave che se non fosse piena, voglio dire, esatto. Viviamo di turismo, tutti quanti viviamo di turismo, compresi chi non è direttamente implicato nella gestione degli alberghi e dei ristoranti, e quindi bene o male dovremmo essere contenti di aprire la nostra città ad altri italiani e al turismo internazionale di alto livello. Poi qualche stupido c'è evidentemente anche tra i turisti, ahimè la stupidità è stata distribuita in maniera, dal buon Dio è stata distribuita in maniera equanime in ogni gruppo, e anche i turisti hanno i loro maleducati, hanno i loro facinorosi, hanno le persone che indubbiamente vanno anche perseguite penalmente. C'è stato un episodio di un signore anziano che è stato colpito da un turista durante un piccolo diverbio ed è finito all'ospedale. È evidente che in questo caso è una questione di carattere penale, non è una questione di educazione. Va perseguito il turista come va fatto secondo ogni episodio che ha questo tipo di situazione. Cioè, per cui non vedo il dramma della città assediata, della città colpita, della città offesa, della città umiliata. Sono situazioni che accadono in tutta Europa, in tutte le grandi capitali internazionali che sono mete turistiche. Ecco, ma l'area veneziana, poi vorrei estendere perché poi abbiamo dei numeri interessantissimi, perché la costa veneziana ha visto tra Pasqua e Pasquetta 400.000 presenze, circa, forse anche di più tra l'altro, con picchi di 90.000 Pasquetta, per esempio Caorle, Bibione, 15 hotel aperti e sembra il tutto esaurito, quindi numeri veramente molto importanti e buoni, quindi tanto da far preannunciare un'apertura di stagione anticipata. Diamo un dato, la provincia di Venezia, la città metropolitana di Venezia, esatto. diciamo, quindi Venezia e la sua costa, da sola fa le metà delle presenze del Veneto. Da sola la provincia di Venezia vale quanto un paio di regioni del meridione dal punto di vista delle presenze alberghiere. Quindi siamo la capitale turistica, parlo come città metropolitana, d'Italia. Siamo una delle grandi regioni turistiche d'Europa, e quindi bene, positivi i dati, significa che ci sarà occupazione anche quest'anno, ci sarà ricchezza che poi diventa ricchezza condivisa, perché
Ad esempio una cosa che si sottovaluta sempre, gli alberghi quasi il 40% di quello che incassano lo ridanno ai loro dipendenti in forma di stipendi e sì, questi quindi stipendi assunzioni. girano e quindi questi dipendenti spendono, purtroppo la situazione economica è quella che è, quindi c'è molta tendenza magari anche a mettere via qualcosa per il futuro, però molta parte di questi denari vengono spesi sul territorio, vengono spesi nei negozi di vicinato, vengono spesi nei supermercati e quindi evidentemente sono soldi che girano e quindi è economia diffusa, economia positiva per tutti, anche per chi magari non lavora direttamente nel mondo del turismo. E ci sono state assunzioni maggiori, quindi personale in più che è stato richiesto in virtù di questi periodi così floridi? Distinguiamo tra Venezia e la costa. Venezia ha un'economia annuale, non c'è più la vecchia stagionalità di 9 mesi, ormai è superata. Il turismo a Venezia ormai, ovviamente mese più, mese meno, però ormai 11 mesi all'anno, tranne il mese di gennaio che è un mese in cui gli alberghi sono sostanzialmente vuoti, ma sono il periodo in cui si danno le ferie, è il periodo in cui si fanno i lavori di restauro degli hotel e via dicendo, ma Venezia è praticamente ormai una città in cui si lavora 12 mesi all'anno e quindi le assunzioni sono tutte annuali e pressoché tutti sono stati, evidentemente non ci sono stati licenziamenti, diciamo così, anche gli stagionali che vengono assunti per i periodi di picco, in ogni caso non c'è la tendenza a mantenere i flussi degli anni scorsi. Per quanto riguarda invece i nostri amici della costa veneziana, loro invece hanno una stagionalità, la stagione inizia adesso con Pasqua, un segnale positivo come questo sicuramente è positivo anche per l'occupazione, perché loro le assunzioni cominciano a farle adesso sostanzialmente. Ma secondo voi, che avete un po' in mano la situazione alberghiera, perché poi quello che interessa, più che il turista mordi e fuggi, che a volte viene visto come una piaga perché sembra che abbia una spesa media bassissima, per l'altra parte l'Europa è stata categorica, non si può fare il numero chiuso su città come Venezia o quant'altro. Ci può essere un fattore di attrattività più trasversale che porti ad allungare la stagione? Si può lavorare su qualche elemento? Ma a Venezia, devo dire la verità, con queste ultime amministrazioni si è lavorato molto sull'allungamento della stagione, quindi per spalmare i turisti su un'area, su un periodo più ampio. Posso citare che a Venezia ultimamente sono state fatte ad esempio delle mostre d'arte di altissimo livello, abbiamo dei centri culturali internazionali, quando ad esempio Palazzo Grassi, la Guggenheim, abbiamo nuovi musei che aprono, ce n'è uno che apre bellissimo tra poco, proprio tra pochi giorni, il Museo di Casanova, dove ci saranno anche delle riflessioni sul Carnevale. A Venezia ad esempio non c'è un museo del Carnevale. Ah, caspita, Sì, ad è esempio, vero ma il Museo di questo? Casanova, bene o male, è su Casanova, però una digressione sul Carnevale sicuramente poi penso la faranno. Per cui Venezia ha dei punti di attrattiva estremamente forti, estremamente qualificati, che attraggono turismo spalmandolo su 12 mesi all'anno. Però vorrei sottolineare che è vero che non si può bloccare la città, non si può chiudere la città, ma sul turismo mordi e fuggi ci può intervenire. Si può intervenire anche migliorando l'accoglienza, perché il turista mordi e fuggi è quella persona che assapora per poche ore Venezia e, se trattato bene, magari decide di fare una vacanza a Venezia l'anno successivo, per cui va trattato bene anche quel turista, non va accolto in maniera sbagliata. Ecco, allora noi come albergatori abbiamo proposto una soluzione: dividere il turismo che è stanziale, chi dorme a Venezia, ne parlo nel comune di Venezia, chi vive a Venezia, chi lavora a Venezia, chi studia a Venezia, ecco, questo tipo di turismo farlo accedere sulla testa del Canal Grande, come succede adesso ad esempio a Piazzale Roma, mentre invece il turista pendolare, anche per accoglierlo meglio, costruire degli hub, dei terminal sulla gronda lagunare che lo portino in città da entrate che non siano quella solita di Piazzale Roma, quella solita del Canal Grande. Ad esempio, se ci fosse un terminal nell'aeroporto di Venezia, si potrebbe far entrare i turisti pendolari attraverso la porta d'ingresso delle Fondamente Nuove. Se ci fosse un terminal organizzato a Fusina, si potrebbe far entrare i turisti pendolari attraverso anche la porta delle Zattere o la porta della Marittima. Ecco, quindi cercare di distribuire i flussi, perché in questo momento tutti arrivano in un solo punto.
c'è un unico ingresso città, alla fine del Ponte della Libertà. Alla fine del Ponte della Libertà c'è Piazzale Roma, stazione ferroviaria, e quell'area è l'unico punto di accesso in città. Moltiplicare i punti di accesso in città, dividendo i flussi qualitativamente, quindi i pendolari tenendoli sulla gronda lagunare, chi invece ha l'albergo a Venezia, dorme a Venezia, ha un appartamento a Venezia, ha diritto di entrare fino a Piazzale Roma evidentemente, anche per una questione logistica evidentemente, mentre invece gli altri si fermano, ma sono facilitati, cioè non è che non possano entrare a Venezia, ma spalmando il turismo su Venezia probabilmente queste scene che si sono viste, queste resse, queste calche non ci sarebbero più, perché verrebbero spalmati un po' su tutta la città. Ecco, Resse Calche, adesso diamo un messaggio, mai visto un carnevale così povero di gente, siamo stati 2 volte, credo di non aver mai visto così poca gente, ce n'è di più nei normali weekend. E qui mi ha anticipato la domanda perché volevo chiedere. Sì, Carnevale è stato invece va ripensato, oggettivamente Carnevale ma cosa è successo quest'anno? Ma non è che sia successo, Perché è anche che sui giornali, proprio vedevo il giornale di oggi e vedevo l'amministrazione fa il suo dovere, nel senso che organizza delle bellissime manifestazioni per cui uno può divertirsi. Ci sono poi le feste di palazzo, però ovviamente ci va chi può permettersele evidentemente. Esatto. Ma chi volesse vivere il vero Carnevale di Venezia si trova in difficoltà perché si è persa un pochino quella voglia di far carnevale da parte dei veneziani, che andrebbe incentivata invece. Una volta, io me lo ricordo quando nacque il Carnevale, ero ragazzo, e c'era la voglia un po' da parte di tutti di riscoprire la voglia di farsi prendere in giro, perché uno si mette in gioco mettendosi in maschera, e c'era la voglia di prendere in giro, di farsi prendere in giro, di vedere, di farsi vedere, ed era un gioco delle parti che funzionava, perché poi il turista che giungeva a Venezia vedendo questa città che era tutta mascherata aveva anche lui voglia di mettersi in maschera, di giocare allo stesso gioco dei veneziani. Adesso i veneziani hanno perso un po' voglia di fare carnevale, per cui secondo me il segreto... I pochi veneziani rimasti, perché ce ne sono anche pochi. Siamo insomma, voglio dire, anche qui su questo, siamo 55.000, ma nella parte lagunare, diciamo così. Poi c'è il Lido di Venezia che è lagunare lo stesso, che ha altri 22.000 abitanti. Poi c'è Murano, Burano e Torcello, poi c'è la Giudecca, insieme insomma arriviamo quasi a 100.000 abitanti, che voglio dire non sono proprio pochissimi nell'area lagunare. Ecco. E quindi, ripeto, bisogna che il Comune incentivi la voglia dei veneziani di riprendere a fare carnevale, secondo me. E ha ragione la signora, anch'io l'ho visto uscendo, c'erano pochissime maschere. Posso fare autocritica, non c'ero neanch'io in maschera, mi è venuto in mente dopo che magari il direttore dell'associazione albergatori, anche se andava al lavoro, magari aveva la giacca e la cravatta sotto, ma poteva magari mettersi un tabarro, qualcosa, per significare che anche lui si metteva in maschera per carnevale. Anzi, lo farò il prossimo anno. Un buon proposito, così magari si sentirà gratificato chi magari va proprio a Venezia per vedere questo spettacolo, oppure magari l'accesso delle persone, però stavo pensando di consentirlo o agevolarlo chi va in maschera, anche da parte dei turisti. Che può essere un'idea. Questa ruberò l'idea a Elena Cognito, perché veramente questa è una bella idea, cioè quello di dire chi ti metti in maschera ci sono una serie di sconti, di agevolazioni per chi si mette in maschera. L'unico problema è la sicurezza, perché quest'anno dicevano che dovevi andare a volto scoperto, no? Quello è un problema che purtroppo però non c'è nulla da fare. Anche l'ingresso a Piazzale Roma, che è sempre un ingresso piuttosto critico per quello che dicevamo prima, tutti a Piazzale Roma, però oggettivamente se uno volesse fare un attentato col sistema autobus, col sistema... non parliamone neanche, è l'unico per cui io ho una grande ammirazione e una grandissima fiducia per le forze dell'ordine. L'Italia non ha mai avuto ancora un attentato, tutti dicono è fortuna, io dico una cosa, che le nostre forze dell'ordine sono ammirabili, abbiamo sicuramente dei servizi segreti all'altezza e che quindi sono in grado di monitorare eventuali pericoli, e abbiamo delle forze dell'ordine con grande capacità, e io le ringrazio perché non oso pensare cosa potrebbe essere un attentato dal punto di vista umano prima di tutto chiaramente, ma anche dal punto di vista economico. Le città che hanno subito attentati hanno avuto un anno e mezzo di profonda crisi turistica. Barcellona insegna, poi Barcellona ha avuto la questione anche della Catalogna, della separazione, e quando parliamo di crisi turistica in un sistema che ha anche l'industria è un conto, ma Venezia dove c'è solo il turismo significherebbe veramente un danno
pauroso per la città. Per tutti Parigi ha avuto il 30% mi sembra sì, di sì, ci sono stati dei calo. cali pesantissimi. Parigi, la gente non si sente sicura, evidentemente. Chi vuole in vacanza vuole sicurezza, vuole tranquillità, vuole godersi senza pensieri la sua vacanza. Sono quei pochi giorni all'anno in cui può rilassarsi. Se ogni volta che sale sul metro pensa che può esplodere, evidentemente non evita di andare. Ed è così purtroppo. Ma da noi invece c'è la percezione, guardi, mi diceva il direttore di un grande hotel con grande orgoglio, che dei turisti francesi dicevano che sarebbero tornati in Italia perché hanno percepito che qui da noi si sta più sicuri che nel resto d'Europa. È un vantaggio competitivo, la questura lo sa bene questo, voglio dire, sa bene che opera in una città che vive di turismo e quindi c'è una profonda attenzione. E quindi Carnevale sì, mi spiace dirlo, è chiaro che la sicurezza può essere invasiva, ma non ci rinuncerei a nessun costo. Infatti, torniamo su questi temi, vediamo anche alcuni cambiamenti che ci sono stati dal punto di vista morfologico di una città adiacente a Venezia, ovvero Mestre, proprio relativamente alle realtà alberghiere, subito dopo la pubblicità.